Quartiere Parco Città complessivamente sembra essere proiettato verso un progressivo e triste stato d'abbandono, secondo i residenti che abbiamo sentito oggi. Eppure è un quartiere tra i più recenti della città. L'estensione del nucleo originario degli anni 70 della parrocchia di San Francesco d'Assisi è stato realizzato negli ultimi anni 90 con i fondi del Giubileo del 2000. Era prevista la realizzazione di un prestigioso albergo rimasto incompiuto. Il degrado fisico e sociale attuale aleggia e si irradia sull'intera zona. C'è un problema di sicurezza, penso di sì. C'è bisogno di persone forse delle forze dell'ordine che vengano a verificare perché abbiamo tanti ragazzini che fanno danni, tanti. Dove in particolare? Verso il fondo dove è un po' abbandonato. La situazione qua è un po' critica, vedo che sbaracca tutti qua. Il giubileo è stato nel 2000, no? Nel 2000 questo doveva essere effettivamente un polo. Una tristezza grande perché c'è una cosa migliore se si vede che venga dentro persone oppure negozi. Depressione, è vuoto, non c'è più niente, c'è solo che il supermercato. Adesso è chiuso anche quello delle scarpe, hai visto? E c'è il bar, ecco, e ora vado a bere un cappuccino e è finito. Ma perché si è arrivati a questa situazione? È incredibile. Non lo so, sai cosa? Penso che sia stanca il Covid. La mia paura è anche che la situazione nel parco che lei vede, che è un bel parco, ben tenuto e tutto, di sera in particolare, è una zona che facilita certi comportamenti, diciamo, non tanto. Mi auspico che comunque in un futuro si possa andare meglio e che chi di dovere riesca a rilanciare il complesso, anche perché non dipende sicuramente da noi commercianti che per quei pochi che ci sono cerchiamo di fare il possibile. Dopo la desolazione degli effetti indotti dalla pandemia, l'invito dei cittadini è rivolto direttamente all'amministrazione comunale per ripensare profondamente al destino di questa zona, magari già in prospettiva del prossimo Giubileo 2025 o di quello vicentino per la rinascita del 2026. Sì che bisogneria rilanciare quel posto qua che è bellissimo. Credo che ci sia bisogno sia di un rilancio e sia di maggiore attenzione, ma anche di più controllo, più controllo della situazione. Le varie amministrazioni che si sono succedute, sia di destra sia di sinistra, non mi sembra che abbiano colto il significato vero di questo quartiere.